E un assestamento corposo per risorse, come è stato più volte detto, il più importante di sempre. Una cifra che dovrebbe dare tante risposte ai nostri territori, una cifra che dovrebbe dare risposte soprattutto a quelli che sono i nervi scoperti. Eppure la sensazione è che su tanti fronti non sia né efficace né risolutivo. Non sono mancati i tratti che abbiamo apprezzato e confermo al collega Lobianco, che è appena uscito, che abbiamo apprezzato delle misure, come ad esempio il pacchetto sulla prevenzione, lo screening prenatale da noi proposto e a cui è stato dato seguito, l'introduzione della tariffa puntuale nel servizio di raccolta porta a porta. Evidenzio però un aspetto che rimarco sempre, visto che sono presenti poste che abbiamo proposto nelle passate leggi finanziarie regolarmente bocciate in aula da giunta e maggioranza e che però hanno trovato spazio in questo DDL. Riprendo questo perché è serio riconoscere anche il lavoro di noi consiglieri, quando quel lavoro è proficuo ed è utile alla comunità. È successo con il sostegno alle locazioni, quando in autunno chiedevamo uno stanziamento di 15 milioni per il 2024. È successo per i guardrail, è successo per i dispositivi acustici visivi per prevenire incidenti per l'attraversamento della fauna selvatica. È successo anche in questo DDL quando il collega Giacomelli propone una misura, ovvero l'emendamento per la morosità incolpevole, che quando l'abbiamo presentato noi risultava superfluo. Però al di là di questo bisogna interrogarsi su tutto quello che manca. Tante sono le criticità nella nostra sanità, tante sono le opere che si decide di fare senza che siano neppure previste nei piani programmatori. Ci sono poi opere che interrogano sulla loro stessa necessità e su cui abbiamo proposto emendamenti abrogativi, come i 2 milioni di euro per la sola progettazione pilota dell'acquedotto nella Bassa Friulana, che mira a chiudere i pozzi artesiani esistenti. Abbiamo poi inoltre impianti di depurazione inadeguati, eppure si punta sul riuso delle acque reflue depurate. Ma al di là di queste considerazioni, dall'analisi fatta nelle varie commissioni appare un assestamento che per noi è piuttosto piatto. Non ci sono elementi tali da spingere a prese di posizione in un senso o nell'altro. La domanda che viene è se da una manovra così importante sia stata data una risposta efficace alle problematiche che affliggono i nostri cittadini. Abbiamo predisposto una serie di emendamenti che rispondono alle esigenze dei cittadini e dei nostri territori e che non potranno essere bocciati per mancanza di risorse. Questo è stato sempre il salvagente proprio per bocciare le nostre proposte. Questa volta non basta. Un esempio è la riduzione dell'IRPEF e ci auguriamo che con un assestamento che vale mezzo PNRR per questa regione vi sia la volontà politica di sanare questa stortura costituzionale che non prevede l'incremento della tassazione all'aumentare dei redditi. Pertanto cerchiamo almeno di abbassare le aliquote alle classi meno abbienti, soprattutto quelle a cui è stato tolto il reddito di cittadinanza. A tal proposito abbiamo apprezzato la proposta di legge regionale siciliana firmata dalla vicepresidente del Consiglio regionale, esponente di Forza Italia. L'abbiamo apprezzata al punto che l'abbiamo mutuata, pertanto abbiamo presentato un emendamento su cui confidiamo nel voto favorevole degli azzurri presenti in aula per ripristinare la misura di inclusione attiva che vigeva in questa regione prima del reddito di cittadinanza. Così potremo avere anche noi il reddito di cittadinanza regionale. O ancora, abbiamo presentato un emendamento per dare dignità al lavoro negli appalti pubblici della nostra regione, perché venga corrisposto un salario che non sia inferiore alle 9 euro l'ora. Siamo in un sistema in cui si è poveri lavorando e un'amministrazione coscienziosa non può permettere appalti in cui i lavoratori percepiscano 5 euro all'ora.
Sempre in tema di lavoro abbiamo presentato un emendamento perché la Regione si costituisca parte civile nei procedimenti penali per l'accertamento di gravi delitti sul lavoro, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno e alla prevenzione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Abbiamo inoltre anche predisposto un pacchetto di norme per sviluppare una medicina territoriale oggi poco presente. L'abbiamo fatto con la previsione delle ostetriche domiciliari, il cui servizio esistente sono solo in alcune aziende sanitarie, affinché lo stesso sia previsto capillarmente in tutto il territorio regionale. O ancora abbiamo previsto il riconoscimento di uno specifico congedo a favore delle studentesse e delle lavoratrici affette da fibromialgia, endometriosi e disfunzioni legate al ciclo mestruale. Abbiamo inoltre chiesto fondi per i comuni e associazioni culturali, depositando numerosi emendamenti per sistemare quella che per noi è a tutti gli effetti un'ingiustizia, perché i bandi dedicati alla cultura prevedono dei punteggi minimi da ottenere per l'ammissibilità delle domande. Purtroppo, per carenza di risorse, molte domande non possono essere finanziate pur raggiungendo i punteggi minimi previsti. Ma questi qui che restano esclusi pagano lo scotto di essersi attivati temporalmente in ritardo. Ecco perché è necessario per noi lo scorrimento delle graduatorie. Ho voluto giusto portare qualche esempio, questo a evidenziare che il nostro approccio costruttivo e propositivo non mancherà neppure in questo assestamento, perché il nostro fine non è lavorare per una manciata di voti come qualcuno continua a ripetere, ma è dare risposte alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Grazie.